Mangart, una delle montagne più note e frequentate del Friuli, anche se a dire la verità non è tutto in Friuli. È infatti un monte diviso diciamo a metà fra l'Italia e la vicina Slovenia. Ai tempi della guerra fredda ognuno frequentava la propria parte di territorio. Sono così nate le due ferrate, una slovena nel 1953 e alcuni anni dopo quasi in concorrenza quella italiana. La via normale, che è molto frequentata, sale dai piani del Mangart fino alla cima. Il rientro è sullo stesso percorso. L'avvicinamento alla partenza può venire per due strade diverse, o da Chiusaforte attraverso la Val Racolana, oppure da Tarvisio verso il lago del Predil per poi sconfinare nel territorio sloveno. Da Sella Mangart saliamo fino all'omonima Forcella. Scendiamo al bivacco Nogara per poi risalire fino all'attacco della ferrata italiana. Usciti dalla ferrata prendiamo la via normale fino alla cima. Decidiamo quindi di scendere sulla ferrata slovena. Questa ferrata è facile in salita, ma presenta non poche difficoltà in discesa. Dopo questa esperienza sconsigliamo vivamente questa modalità. Ecco il surreale paesaggio del lago del Predil. La siccità di questi ultimi mesi l'ha trasformato in queste condizioni. La strada che sale verso il punto di partenza è ben segnalata ed è a pagamento. Il percorso è in buono stato, però la salita è tortuosa ed è priva di protezioni laterali. Si arriva quindi a Sella Mangart fino a 1883 metri. Troviamo talmente tanti escursionisti che facciamo fatica a trovare un parcheggio. Quello che una volta era un anello praticamente parcheggio per le auto adesso è stato chiuso e tocca procedere a piedi. La caratteristica di questa zona montagnosa è che è priva di qualsiasi tipo di vegetazione arborea. Siamo già a una quota abbastanza elevata. Sia il Mangart che le montagne circostanti offrono uno spettacolo veramente splendido. A Forcella Mangart scendiamo di circa 200 metri fino al bivacco Nogara. Dopo una breve sosta al bivacco risaliamo verso l'attacco della ferrata italiana. Questa via ferrata è costruita molto bene e non presenta difficoltà di sorta. È molto ricca di appigli, soprattutto nei punti più esposti. Paolo numero 2 che arriva. Che sbuca dal buco. Che sbuca. Che sbuca. Se riesce a sbucare. Ecco, tirati su. È un parto difficile.
Ecco Paolino come un caccia. Coglione? Come cazzo sto qui? Percorriamo l'intera via in circa un'ora e mezza, mantenendo sempre la distanza con alcune persone che ci precedono. Il programma era di prendere la ferrata slovena all'uscita di quella italiana, ma siamo usciti troppo in alto e quindi abbiamo deciso di proseguire verso la cima attraverso la via normale. È proprio questo motivo che ci ha indotto poi a scendere attraverso la ferrata slovena. La ferrata costituisce uno stupendo punto panoramico su tutto l'anfiteatro di cime circostanti. Splendida è anche la Val Romana con i suoi laghi di Fusina. A fine ferrata usciamo sul sentiero che porta verso la cima. Come si può vedere, la via normale è molto frequentata. Sono quasi tutti turisti dei paesi dell'est, abbiamo trovato solo 4 italiani. Oltre il Mangar di Coritenza si vedono le Alpi Giulie slovene. Purtroppo da qui in poi le nuvole ci accompagneranno fino alla cima. Eccoci, siamo quasi, davanti a noi la Croce di Vetta. Le nuvole scorrono veloci e fa quasi freddo. Dopo la sosta pranzo ci prepariamo per la discesa. Il sentiero praticamente non esiste, si cammina scendendo tra le rocce. Cominciamo quindi a trovare i primi tratti della ferrata. La sensazione è che questa ferrata sia stata costruita quasi solo per salire. Procediamo quindi con calma e concentrazione.
Sei sotto tiro, non fare scherzi. E l'ultimo tratto in Cengia e poi siamo fuori. Arriviamo quindi su una sella dalla quale si può vedere la ferrata italiana che abbiamo percorso stamattina. Mentre rientriamo, incrociamo un pastore locale col suo gregge. Pecore, di nome e di fatto, seguono Paolo come fosse il pastore. Neanche il pifferaio di Hamelin sarebbe stato capace di tanto, mentre il proprietario dietro urla e sbraita per richiamarle. Finalmente ce ne siamo liberati, ma non per molto. Rieccoci alla base, quota 1883 metri. Prendiamo la via di casa. Prima le pecore ce le avevamo dietro, adesso ce le troviamo davanti ed anche in galleria.